Parte 12 novembre, maggio 2016, insieme agli Alliances 3. A novembre sono un gruppo italiano che sono black metal misto a gothic metal e doom. Comunque sono molto bravi, molto sentimentali, molto sentimentali, si sente molto anima in loro. Bravi comunque. Agli Allensi Street sono un gruppo dove c'è anche il cantante dei Burning Ground, c'è il cantante che canta anche nei Burning Ground, molto bravi comunque. Fanno Doom misto a... Sì, Doom metal principalmente, sì. Misto un po' a... Cantano anche un po' in growl, ma poco. Comunque, maggio 2016 l'ho visti al Fabric a Cagliari, sì, concerto, comunque un bel concerto anche questo. Poi Black Dog, cover band Led Zeppelin, maggio 2016, è una cover band di Led Zeppelin, i Black Dog, comunque fanno molto bene le canzoni delle Led Zeppelin, comunque sono bravi. L'ho visto al Vitamina Birra, sono sperate, maggio 2016, sì. Poi, mm, poi Rules and Chains, Desert Eagle, giugno 2016. Ho rivisto, no, questa è stata l'ultima volta che ho visto Rules and Chains in realtà, mi sa. L'ho visti, l'ho visti giugno 2016 insieme a Desert Eagle a Ussana, un paese a 10 km dal mio, comunque provincia di Cagliari sempre. Comunque mi sono piaciuti molto, i Desert Eagle meno, sono più stile Pantera, i Desert Eagle, sempre stati, ma non mi piacciono tanto. Poi The Vaghi, giugno 2016. Questa è stata l'ultima volta che ho visto i Vaghi. Dove li ho visti l'ultima volta? Ah sì, a Cagliari, al B-Flat, un locale di Cagliari. Sì, comunque hanno fatto anche questa volta, hanno fatto canzoni un po' da tutta la discografia, quindi per quello mi sono piaciuti molto anche questa volta, sì, come sempre. Poi Radio Queen, giugno 2016, l'ho vista a Quartuccio, alla festa di paese di Quartuccio, del patrono, penso. Hanno suonato in una piazza di paese e Radio Queen sono un gruppo cover dei Queen, sardi e sì, sono molto d'impatto, bravini comunque, sì. Mi è piaciuto abbastanza questo concerto. L'ho visto con un mio amico, Lorenzo, che saluto, questo concerto, che è di Quartuccio. Mm. Poi stiamo per finire i concerti che ho visto. Siamo a... eh, poi Carcass, Cripple Bastards, luglio 2016. Luglio 2016 ho visto i Carcass appunto, che sono un gruppo death metal inglese, abbastanza storico, mi sono piaciuti molto, anche se conoscevo poche canzoni, comunque molto energetici, hanno molta carica, comunque molto fighi, molto pesanti anche. Ma anche alcune canzoni anche influenze melodiche però. Poi i Cripple Bastards mi sono piaciuti allo stesso modo, sono un gruppo grindcore italiano, cantano in italiano, hanno testi molto anarchici contro lo Stato, contro la polizia, vai. Non per forza questi cliché però. Comunque molto bravi, la cosa particolare che mi ha colpito di questo concerto è che praticamente hanno suonato principalmente quasi tutte le canzoni in blast beat, quindi velocissime, e poi per un'ora di seguito tutto in blast beat, quindi alla fine hanno usato un sacco di energia. Hanno usato un sacco di energia e appunto sono stati molto energetici, molto bravi a tenere duro fino alla fine. Poi Metal Summer, luglio 2016. E ho visto vari gruppi d'estate alla Cueva, luglio 2016, chi c'era? Boh, non mi ricordo però chi c'era. Vari gruppi metal comunque, sardi e non solo. Poi Adolescence, luglio 2016.
Ho visto gli Adolescents, che sono un gruppo, uno dei primi gruppi che ha fatto a fare hardcore melodico, comunque li ho visti a Cagliari, sono piaciuti molto. Poi i Ministri e Salmo luglio 2016, l'ho visto al Monday Knusa, un festival che fanno adesso lo stanno facendo a Oristano, prima lo facevano a Quarto a Cagliari. I Ministri sono un gruppo alternative rock italiano. Sì, bravini, mi sono piaciuti. E poi Salmo, un rapper sardo che mi piace molto. Cioè, mi piace abbastanza, non è che mi piace molto. Ma non tantissimo, sì, mi piace, ma cioè, mediamente. Questo concerto l'ho visto insieme a Fabrizio, un mio amico, e, e suo nipote Alessio, che saluto, saluto tutte e due. Poi siamo arrivati agli ultimi due concerti che ho visto. Mm, in realtà una clinic ho visto, Vera Figueiredo, no, Figueiredo, che è una batterista principalmente funk, però fa molti generi, brasiliana, molto brava. L'ho vista alla Cueva, sì. Mi ha colpito molto perché è una donna appunto ed è molto brava. Comunque le clinici le fanno soprattutto, di solito le fanno i maschi, invece questa volta una donna, e poi specificamente non metal, comunque ci sono molti artisti validi non solo nel metal e nel rock, certo. Settembre 2016 questo. E infine un concerto che ho visto ieri, siamo arrivati proprio alla fine, per adesso tutti i concerti che ho visto, Unholy Impurity, Ad Vitam, a Cabbadora, settembre 2016. Ho visto gli Unholy Impurity che avevo già visto, un gruppo black metal della provincia di Sassari. Mi sono piaciuti di più la seconda volta ieri che li ho visti, che hanno cambiato formazione, erano più veloci, più precisi, più tecnici. E poi Ad Vitam, bravini, lo stesso, che avevo già visto, e poi a Cabbadora, un gruppo che avevo già visto un bel po' ho visto varie volte un po' di anni fa. Comunque sono un gruppo che fanno black metal cantato in sardo. Comunque molto bravi. Poi molto caratteristici, ci mettono un po' di musica sarda, un po' di contaminazione di musica sarda, sì, molto particolari, bravi. Comunque mi è piaciuto molto il concerto di ieri. E con questo si concludono i concerti che ho visto, non so se farò altri video. Arrivederci, poi eventualmente si vedrà.